The world is changing and I don't know if I can ever learn and grow. People crazy, making it slow. Will we ever go back to running this show? Oh, I know it's not the same, but who do we really blame? Oh, and people can't change. C'è una specie di furgone, credo che sia qualcuno che organizza le uscite nella foresta del Cansiglio, perché sono tutti con la mascherina e sono tanta gente che si sta radunando attorno a quel furgone. Ti riassumo così l'occorrente per una sana wildata. Zainetto storico, ma storico in tutti i sensi. Due pere, no due peri, perché i peri sono gli alberi e le pere, sarebbero molto scomodi da portarsi via. Una batteria, due. Prevedo di stare chissà quanto. 2 batterie per la Sony A6006, è l'unica cosa che mi porterò dietro. Scarponi da montagna e abiti comodi, cioè pantaloni tipo della tuta, per capirci. Che bello, mi ci voleva Olfo vestito da Boy Scout, è che deve lavorare anche il weekend, deve fare i miliardi. Anzi, sono praticamente tutti che stanno facendo i miliardi, solo Singano questo weekend è sbrindolo. Aspetta, ho capito l'essenziale, ma se devi andare in un ambiente boscoso, no, quindi con tutta l'umidità che scende giù, eccetera, portati via, se devi andare a fare un book fotografico o dei video, un panno di quelli tipo da occhiali per pulire e asciugare la lente. Italia, preparati a entrare nella foresta del Cansiglio. E quasi quasi, se volutamente, questa esperienza te la farei fare senza musichette, ok? Quindi sentirai i suoni reali che sto sentendo io, quindi a parte le mie monate, ma senti The Sound of Osei. Sì, aspetta, siamo ancora all'entrata, quindi te senti ancora le persone che parlano e porte delle macchine che sbatte. Oggi, a parte ovviamente la bella passeggiata che faremo, no? Andremo a scoprire questo famoso bus della LUM, che era questo crepaccio, no? Questa foiba dove buttavano le persone durante la seconda guerra mondiale, no? E proprio collegandoci, no, al discorso di questo crepaccio, che ti invito seriamente, per carità troverai tantissimi cartelli che ti invitano anche loro, a non abbandonare il percorso. Perlomeno se lo fai stai attenzione che ci possono essere molti crepacci o voragini, ok? E quindi insomma rischieresti anche la vita. Volevo dirti che anche oggi doveva essere una disastrosissima giornata di pioggia, quindi vedi, invito anche te a fare questa cosa di non seguire più il meteo, perché guarda, weekend che ci stiamo rovinando, cioè che ci stavamo rovinando, insomma io veramente ci ho rinunciato e adesso vado anche se c'è pioggia, poi in realtà la pioggia non la trovo. Non dico che il sentiero sia impegnativo proprio, però è diciamo d'obbligo un buon paio di scarponcini da montagna col carro armato sotto, cioè non col canone che spara, cioè quello carro armato si intende proprio tipo i dentini di gomma, no, che si attaccano. Ci arriviamo un po' alla volta. E attenzione, perché molte persone come me all'epoca credevano, no, di aver trovato questo bus della LUM quando c'erano quei buchi recintati. In realtà attenzione, il bus della LUM è quello che ha un crocefisso fuori anche, ok? Quindi associalo a quello, crocefisso, bus della LUM. Ok, mi si rievocano i ricordi, no, i ricordi
ancestrali vite passate alla Franco Battiato dove tu eri il minatore Bruno, no, ricordi nel senso che quando avevo tipo 20 anni c'ero venuto con un'amorosa e adesso mi ricordo la parte recintata, adesso mi ricordo. E qui dietro a me difatti hai il crocefisso che ti dicevo. Oh, è enorme questa chioccia, è circa il doppio delle nostre, guarda, c'è vicino il mio pollice, che ho anche un bel polliscione, guarda, che roba. In ogni caso sì, se pensi alla storia, no? Cioè non alla storia degli archeologi, dei speleologi, scusa, che l'hanno visitata questa sorta di grotta sotterranea, no? Verticale, ma proprio la storia di quando il termine partigiani non ti porta solo le canzoncine, ma ti porta anche fatti, insomma, abbastanza spiacevoli, cruenti. È un po' come dovessi entrare nei campi di concentramento, no? Soprattutto se magari sei da solo, ok? Senza qualcuno con cui poter chiacchierare e quindi distrarti e quindi offuscare queste percezioni, no? Tu ti immedesimi in quelle persone. Quindi anche qua prova a vedere come è facile immedesimarti, che tu eri il prigioniero, la vittima, ok? Arrivavi a questo punto perché sicuramente li buttavano giù da qua, perché non hai appigli qui, e qualcuno ti tirava uno spintone, tu cadevi dentro e morivi. Ma morivi magari neanche tanto subito, perché prima qualche bella pacca te la prendevi. Magari qualcuno si chiederà anche da dove derivi, no, questo nome di questo così macabro elemento naturale, no? Il bus della LUM. Allora ovviamente è solo una teoria, no? Si pensava che una volta questo termine nacque dal lume, no? Dalla lucetta lume. E questo probabilmente gli esperti lo associano al fatto che la gente potrebbe aver visto le luminescenze create dalle carcasse degli animali caduti dentro per sbaglio in decomposizione. Quindi niente ade, misticismi, terre dei morti e robe strane. La cosa che deve ancora più far terrore di questa foiba, no? Devo dirti una cosa però prima. Guarda, c'erano quelle lumache giganti, deve essere anche molto anziana secondo me, visto il tipo di uscio, che era tutta fuori. Adesso si è ritirata un po' dentro, guarda, sta tirando sull'antenna destra, che sarebbe il suo occhio, guarda che schifo, vedi? E aspetta, te la metto a fuoco, tac. Anche l'altro occhio, adesso pian piano lei riesce, dice, questo qua è veneto sì, però non le piace le lumache da mangiare, no? Perché se purtroppo sono di veneti che mangiano queste schifezze. Oddio, il topolino si è appena mosso, eccolo là, è pieno di questi topolini, che bello, sono veramente immerso nella natura, solo che vedi devo essere più gentile, fare più silenzio, altrimenti gli animali si ritraggono, perché loro magari vengono anche fuori per curiosare, no? E poi rischio di perderli, no? Una cosa Italia che dovrebbe fare ancora più terrore è non solo il fatto che ci buttavano dentro i militari, no? Quindi come ti ho detto prova a immaginarti, prova a immedesimarti, no? Però ci buttavano dentro anche i civili, ok? Catturati nelle zone qui all'epoca, e quindi prova a immaginare questa gente, questi civili, non che qualcuno dei soldati sia pronto a morire, però comunque questi civili non se l'aspettavano, non era la loro sorte, no? Quindi capisci, è un doppio trauma, è un trauma molto più forte per queste persone. Accidenti, è proprio pieno di animaletti. Vedi ragazzo, noi spesso additiamo a livello conoscitivo sempre le altre popolazioni, no? Come carnefici, come direttori dei più grandi orrori della storia dell'umanità, tipo non so, i tedeschi coi campi di concentramento, piuttosto che gli indigeni col cannibalismo e via discorrendo. Però ragazzo, guarda che siamo tutti figli della stessa pasta, un po' leggermente manipolata in base alle ricette del luogo, però lo schifo, come lo trovi nel mondo, puoi vedere, lo trovi anche qui da noi. La soluzione, l'ho spiegato
già una volta, è e sempre sarà l'istruzione nelle scuole, ma non l'istruzione, no, come stupidamente avviene almeno nelle nostre scuole, dove ti insegnano i nomi, le date, tutte quelle cagate assolutamente inutili, ma l'istruzione come la percezione del giusto e del sbagliato, l'istruzione di una sorta di morale, dove tu sei capace di discernere. Non veniamocene fuori con certe filosofie da pochi spiccioli che con una frase raggruppano, no, tutte le cose del mondo dicendo che il giusto e sbagliato è soggettivo. Beh, mica tanto, perché quando tu vai, ad esempio, no, quello che è successo qua, quando vai ad ammazzare dei civili, no, che loro non volevano essere ammazzati, allora lì non è più soggettiva la cosa del giusto e sbagliato, ok? Perché metti in mezzo altri individui che interpretano. Ok? Quindi devi ascoltare anche la loro parte. Quindi, se vogliamo metterla proprio a tavolino, è più forte la voglia di uccidere o la voglia di non essere uccisi? Fa un po' i conti. Eccolo! Vai Sigari!